Bene, è giunto il momento di La Bottega Solidale. La Bottega Solidale di Claudia Roveda, rappresentante per l'Italia di bijou in ottone realizzate artigianalmente in 2 laboratori situati in Cambogia e in Grecia. La caratteristica dei bijou cambogiani è l'uso di ottone recuperato da materiale bellico, pensate un po', che li rende ovviamente praticamente unici. Io farei bando alle ciance e iniziare a vedere la collezione di La Bottega Solidale.
ខ្មែរមានខ្ញុំកាជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់របស់ខ្មែរស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានយ៉ាងកើតមកជាជនជាតិខ្មែរស្រឡាញ់របស់ខ្មែរស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានអូជាជនជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ប្រទេសថៃក៏ដឹងដែរដែលខ្មែរមាន signori, allora era la bottega di Claudia e per la bottega di Claudia, signore e signori, accogliamo con un grande applauso Claudia Roveda. Ciao Claudia, benvenuta, congratulazioni, complimenti per le tue creazioni veramente molto belle. Chiederei a Tiziano o a Marco se gentilmente ti possono porgere il microfono, perché anche per te ho delle domande
da porti. Bene, ma come mai hai deciso? Ciao, grazie per essere qua. Come mai hai proprio deciso di chiamarti la bottega di Claudia? Perché voglio che il termine bottega sia associato a un luogo di incontro dove gli artigiani possono proporre le loro creazioni. È un luogo un po' antico in cui ci si può incontrare e fare anche colloqui, conoscenze, eccetera. Quindi un luogo artigianale. Quindi il tema principale è socializzazione. Esatto. Questo è molto bello. Senti, so che hai molto a cuore la questione dell'empowerment femminile, ma come esporti questa tua sensibilità nel tuo lavoro di rappresentante di gioielli? Dunque, la sfilata che avete appena visto fa parte del mio progetto in Cambogia. È un progetto realizzato interamente in Cambogia da artigiani, ragazzi e ragazze. Soprattutto ci tengo a specificare, le ragazze in questo caso hanno una grande possibilità di uscire anche dal loro ruolo che la società cambogiana gli reputa insomma un ruolo marginale. Loro con questo lavoro hanno questa possibilità.